comitau SOS 129 adesso basta, naschiu a pustir desa morte desor frades Matteo e Francesco Pintor, de 6 e 24 annoso, in un incidente stradale, sa die de Nadale, de su 2017, in su cammino andante da Nugoro a Macumele, ha tammaniau un'attera iniziativa. Custu manzano in su sito internet change.org hanno aperto una petizione indirizzata a sa regione pro collire esas protestas ad esor cittadinos contra sas condiziones de su cammino che andata da Nugoro a Macumele, che in sos annos pro neche de mancanza de manutenzione a caionau troppo mortoso e esagura familiares. Sar firma scollias la sana consignare a su comitau de sos sindicos, naschiu in jannario de su 2018, intre sos comuner de Nugoro, Rotteddi, Bortigale, Macumele, Silanus e Atteros, impinnaus a pedire che sas istituziones ponzana in sicurezza cu su cammino, a manera particolare de su chilometru 63, ube sun capitaos su bonu de sos incidentes. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale de Casteddu ha fatto un sequestro preventivo de benes immobili e mobili pro 1,8 milioni di euro disposto dal Tribunale de Casteddu a secur desa richiesta desa Procura desa Repubblica. Sono macchinar de lusso, contos correnter bancarios, quotas societarias e polizas assicurativas che sono in capo a battos persones sutta processo pro una questione legata sul traffico de droga. Sor finanzieri de Casteddu hanno fatto questa attività de sequestro in sa collaborazione de sos collegas de Roma, in s'ambito di un'indagine coordinata da esa direzione distrettuale antimafia che ha fatto arrestare battos persones in marzo del 2017 da esos carabinieri de Villa Cidro. Sor finanzieri si hanno mandato ad innanti sas indagines economico-finanziarias patrimoniales che hanno avocau a pizzu una differenza manna intre sa disponibilidade de sor benes immobiles in capo a persones arrestadas e a sor familiares e sor redditor declaraus. La direzione des ATS Sardigna ASL de Nugoro e s'unidade operativa complessa de immunoematologia e medichina trasfusionale de su presidio ospedaliero Santu Franciscu fa che in un appello a donare su sambene pro parare fronte a su bisogno de sos presidio sanitario desa provincia de Nugoro che in istiu depene curare meda prus paziente rispetto a su restu de sanno. Erde in portumanno ammentata sa direttora des ASL de Nugoro Grazia Cattina che si vacata custattu de bonucoro finza in istiu caso bisogno de sambene no andata mai in feriasa. Sa donazione è un atto che si va che debadasa, che ponete a disponimento componentes che a su plasma, chi sarvana sa vita e chi non si podene produrre in laboratorio. Donare su sambene è sempre e sicuro, basta da essere maggiorennese, sanoso e pesare più di 50 kg. Est un issè per de cussenze importante, prosos atteroso e pro noi mattessi. Un invito particolare lo vachimus a sorzovanoso, sichitis a direttora desa ASL, a chi egaluno este donadore e chi lu cherete diventare. Poden andare tranquillos a sa seder de Savis o a su centro trasfusionale desispidale Santu Franciscu che sta aperto cada die da esas 8 a mesudie e mesu. Chinsas Paragulas Amore e Coro è stata presentata a custu manzano in Casteddu e 23 edizione di autunno in Barbagia, ideao e organizzao da Esaspen, azienda speciale della Camera di Commercio di Nugoro. Sono 32 sarviddas che dai prima die de Capidanne che invitti a Susechi de Nadale, Chinorune o Vodda, a ponnere in mostra a sprendas il soro desa cultura, senogastronomia e desambiente. A sa conferenza a prosimprenta hanno piccao parte Barbara Argiolas, assessore regionale su turismo, Agostino Cicalò, presidente della Camera de Commercio de Nugoro e Roberto Cadeddu, presidente de Saspen. Sapunna este de vachere son numeroso des'anno passau. Quest'anno pure la Camera de Commercio de Nugoro ha deciso de promuovere autunno in Barbagia che un investimento economico d'importo capace de battire balanzos pro 8 milioni di euro su territorio sas impresas. S'obiettivo, a naso presidente Cicalò, è di ammaniare un prodotto turistico che dia a sor visitadores sa possibilità de conoscere sas tradiziones e s'identità vera de su coro de sa Sardigna.
Su Comune de Nugoro ha deciso di aderire a s'applicazione gratuita Juncker pro telefoneddos Android e Apple, che ha azzudare esos cittadinos a fare menzus a pinnichi separata e a gettare sarga su botte giustu, crescendo in questa maniera sos profettos economicos ambientales pro tuttus. L'udate schire s'amministrazione comunale che in una nota sottolineata come questa applicazione l'applicano oramai un montone di amministrazioni per comunicare impresse chi insor cittadinos. Su servizi una volta irgarrigata l'applicazione Juncker permettiti di ricevere aggiornamenti e comunicazioni importanti del suo comune, non pezzi prodotti su chi per tocca tasapinni che separata, ma per i pro comunicazione de protezione civile, allerta meteo e sabba desarette.